Bene, siamo in un posto meraviglioso e davanti a me c'è un sindaco che si chiama Cristina Da Soler, piacere. Piacere. E siamo qui per mettere in evidenza, io e lei sindaco, le peculiarità del territorio. Dobbiamo parlare un po' della reazione dopo la grande pandemia che c'è stata, la crisi economica, le bollette, le famiglie in crisi. Come voi avete reagito nei confronti dell'associazionismo, per gli spazi per l'associazionismo, per dar modo alla cultura, all'arte, alla musica, di fare da apripista alla ricrescita, alla rinascita della società? Beh, una domanda complicata. In realtà Cision di Valmarino ha una vocazione turistica da sempre e quindi l'idea e la necessità, la voglia di ripartire dall'associazionismo, che comunque è sempre stato un supporto fondamentale per Cision di Valmarino, per la sua vocazione turistica, per lo sviluppo della vocazione turistica, non serve che ricordi Artigianato Vivo, che conoscono tutti. Certo. Quindi è stato naturale per l'amministrazione guardare alle associazioni per trovare lo spunto e l'aiuto giusto per ripartire dopo quello che ci ha travolto, che ha travolto tutti. Il periodo pandemico è stato un periodo assurdo, un periodo difficile che nessuno si sarebbe aspettato. Devo dire che più e più volte ho ringraziato di essere il sindaco di una piccola comunità, perché l'essere piccolo ha fatto sì che ci siamo aiutati a vicenda, la solidarietà è emersa in maniera forte, le associazioni ci hanno sostenuto nel raggiungere la popolazione. I miei assessori, i miei consiglieri si sono messi in prima fila per consegnare le persone, passavamo i pomeriggi a chiamare comunque le persone anziane o le persone positive e tutto questo ci ha aiutato ad essere ancor più comunità, ci ha aiutato poi nel ripartire. Francamente il problema successivo legato al caro bollette è stato un ulteriore problema non da poco. Io mi sono vista costretta, abbiamo fatto svariate riunioni tra noi prima di prendere la decisione, ma a ridurre gli spazi che normalmente venivano dati alle associazioni per ridurre i costi. Le proiezioni davano bollette con costi che non sarebbero stati sostenibili e quindi nel momento in cui avevamo spinto per tornare tutti alla normalità, per ritornare a ritrovarci, mi sono trovata costretta a chiedere alle associazioni di non ritrovarsi nelle loro sedi. Non è stato facile, devo dire che ho trovato delle associazioni che hanno compreso comunque la drammaticità dei momenti, abbiamo messo a disposizione gli spazi comunali che venivano già utilizzati alle associazioni perché potessero comunque ritrovarsi ottimizzando l'energia, quindi le stanze più piccole piuttosto che le stanze che consumavano meno per le caratteristiche dei fabbricati in cui si trovavano. Finalmente, mi viene da dire a bassa voce, forse vediamo la luce in fondo al tunnel. Finalmente, dopo 4 anni che sono sindaco, comincio a fare le cose che i miei predecessori facevano naturalmente tutti i giorni. Stiamo rivedendo la normalità. Non è che in paesi, in piccole comunità come queste, sia stata più grave rispetto a città un pochino più grandi o a paesi un po' più grandi la crisi energetica? Lei vedo che l'ha vissuta veramente come grave. Sì, l'abbiamo vissuta assolutamente come un qualcosa che ha bloccato al di là degli spazi fisici anche gli entusiasmi, perché comunque dopo la batosta della pandemia forse l'abbiamo vissuta come un qualcosa di più grande, perché oddio, dopo che ci siamo aspettati la pandemia, forse anche sulla crisi energetica andremo verso scenari apocalittici, perché oramai eravamo abituati un po' tutti. Dall'altra parte, fortunatamente nel piccolo non manca l'ingegnarsi e lo spirito di iniziativa, e quindi anche la sala prove che è rimasta chiusa, in realtà ho avuto gruppi che mi hanno detto non importa se non possiamo utilizzare i bagni perché avete svuotato l'impianto, non importa
porta, se andiamo a suonare al freddo, mettiamo la giacca a vento, andiamo al bar prima, andiamo al bar dopo, in qualche maniera combiniamo lo stesso, quindi nella difficoltà ci siamo comunque aiutati a vicenda. Adesso stiamo cercando di mettere in piedi dei tanti momenti di convivialità e di occasioni proprio per recuperare quello che è stato sottratto in questo periodo. Ho capito che lei ha avuto un grande aiuto dal volontariato, che ha compreso le difficoltà del momento e non ha preteso quello che in quel momento non si poteva pretendere, e oggi si trova bene perché in armonia con l'amministrazione ritorna a macinare quello che era il loro compito, insomma la loro funzione. Assolutamente sì, io non ho mai nascosto nulla, ho discusso con le associazioni quali erano i problemi e quali erano le bollette che in quel momento arrivavano, e insieme abbiamo valutato come fare e come superare quel momento. Quindi nella trasparenza del problema abbiamo trovato le soluzioni per affrontarlo. Ora, ripeto, è il momento di ritrovarsi, di stare insieme, di moltiplicare i momenti dove dar spazio alle associazioni. Il 7, adesso io con le date non sono bravissima, comunque a metà giugno faremo la consegna delle costituzioni ai 18enni, premieremo i ragazzi delle borse di studio. Abbiamo deciso in quel momento di riunire anche le associazioni per premiare una persona di riferimento che ci verrà indicata dalle associazioni, che sia distinta per meriti e per il suo senso civico. Questo per fare che cosa? Per fare nuovamente comunità. Un 18enne è comunque un nuovo cittadino che entra con più responsabilità nella comunità. Abbiamo bisogno di 18enni nelle associazioni che portino avanti le tradizioni, che portino avanti la cultura, che portino avanti quello che è essere Cisio di Valmarino. Le tradizioni. E quindi va bene creare dei momenti in cui ci sia uno scambio tra generazioni, tra associazioni che hanno vocazioni diverse, perché c'è chi gioca a calcio, chi suona, chi scrive libri, è giusto che si incontrino. Bene. Perché ce n'è per tutti. Bene, torniamo un attimo alla sofferenza, fra virgolette sofferenza. Nel momento della pandemia è chiaro che c'è stato la disperazione, c'è stata una totale disperazione, specialmente quando ci si vede portare via gli anziani senza poterli più vedere, senza poterli salutare nell'ultimo momento della loro vita. Persone che abbiamo avuto a fianco per tanti anni, genitori, parenti, zii, che se ne sono andati così senza poterli salutare. Il sociale in quel momento ha sofferto parecchio. Dopo la pandemia avete avuto un progetto sociale per sostegno sia per la pandemia sia per la crisi che poi è venuta, per le bollette, per la crisi economica, per il sostegno delle famiglie, perché anche qui avrete avuto delle famiglie con delle grosse difficoltà ad arrivare a fine mese. Sì, e devo dire che allora siamo stati forse più fortunati di altre realtà, perché in realtà i fondi che erano stati stanziati non sono stati utilizzati in toto, il che è un aspetto positivo, perché significa comunque che la situazione non era particolarmente grave. È anche vero che molto spesso chi ha più bisogno in realtà lo ha avuto in una situazione in cui non era abituato, e per chi è abituato ad arrangiarsi chiedere è un problema. Quindi l'obiettivo che ci siamo posti come amministrazione era di sfruttare tutti i canali possibili, compreso quello dell'associazionismo, per cercare di arrivare anche a chi non aveva la forza di venire a chiederci aiuto, e quindi di riuscire a comunque ad intervenire su situazioni che fossero situazioni problematiche non emerse, perché normalmente non erano soggetti conosciuti ai servizi sociali. L'altro aspetto di cui ci siamo preoccupati era di individuare, e questo una comunità piccola riesce a farlo rispetto al grande comune, quelle persone che vivevano sole, perché soprattutto durante il periodo della pandemia avere un figlio che viveva a Vittorio Veneto era un po' come averlo in America, e quindi poter
avere qualcuno, fare la telefonata e dire signora se c'è bisogno della spesa in qualche modo ci siamo noi, o anche solo fare la chiacchierata al telefono per rassicurare la persona che non aveva i contatti che abitualmente aveva, è stato per noi una priorità. Anche su questo devo ringraziare anche i gestori delle botteghe, perché non c'è stato nessuno che si sia sottratto al fatto di dire portiamo la spesa a casa, aiutiamo. Il panettiere non portava solo il pane ma passava dall'alimentare e prendeva tutto il resto, e quindi abbiamo un po' parato il colpo. Beh, insomma, grande umanità per la società messa in moto da un'amministrazione che ha lavorato bene, questo è indubbio. Territorio, le peculiarità di Cison, oltre a quella grande struttura che si vede arrivando a Cison, che è meravigliosa, mi vuole parlare di quella struttura e di altre peculiarità che avete come strutture da promozionare per il turismo? Sì, allora Castelbrando è una calamita, chi passa per la vallata non può non vederlo ed è conosciuto ben oltre la zona locale, quindi è indubbio che per noi è un valore aggiunto. È un valore aggiunto a livello turistico, ma è anche un elemento caratterizzante il nostro borgo. La storia del castello è la storia di Cison, e quindi la latteria sociale piuttosto che le case rosse sono il frutto di avere Castelbrando, quindi la sua storia si interseca con la nostra. Non è l'unico elemento significativo e l'unico elemento di cui essere orgogliosi. Abbiamo il memoriale del Bosco delle Pene Mozze, ci sono le steli di tutti gli alpini caduti della provincia di Treviso che vengono ricordati qui, e c'è l'albero della memoria dove non c'è sezione alpina italiana non abbia voluto porre una targa a ricordo dei suoi caduti. È un memoriale sui generis perché in realtà è vivo, è un bosco, vive, muta, ha bisogno di essere curato. Muta è importante perché muta. Non è un sacrario immobile lì, è diverso in ogni stagione, è diverso se c'è il sole o se piove, ma soprattutto nel bene e nel male costringe noi a prendercene cura, e questo vuol dire comunque una modalità per continuare a mantenere il ricordo. Adesso bravi gli alpini, portano le scolaresche, stanno facendo attività di promozione per raccontare il sacrificio degli alpini alle nuove generazioni, quindi sono particolarmente orgogliosa del Bosco delle Pene Mozze. Abbiamo la strada dei 100 giorni, io lo dico sempre, 5 gallerie nel 1918 in 100 giorni, se pensiamo a grandi opere cantierate o da cantierare oggi in Italia, ha del miracoloso. Altro che Ponte di Messina. Lo ha detto lei. L'ho detto io. Ha del miracoloso, quindi il fascino della strada dei 100 giorni, soprattutto lo notiamo, le riviste di moto tedesche, gli austriaci, incanta chi viene a vederlo. Per non parlare del fatto che la transumanza che noi vediamo e che siamo abituati a vedere da sempre praticamente, negli ultimi anni che esistono i social, tra le foto che più affascinano è quello di vedere le pecore che si snodano lungo i tornanti del Samboldo. Quindi anche questa una peculiarità del territorio. Certo. Bene, signor Sindaco, noi abbiamo terminato, mi ha fatto piacere veramente sentire il racconto da parte sua della ripresa nel post pandemia e crisi, l'avete affrontata molto bene. Spazio per il turismo ce n'è, mi ha raccontato delle cose straordinarie che io conoscevo già perché ho qualche anno più di lei anche, però sa che stavo pensando mentre lei le raccontava, miseria, ma non basta venire una volta, bisogna venire più volte a visitare questo meraviglioso territorio. La ringrazio, signor Sindaco. E allora Sindaco. l'aspetto. Va bene. Grazie mille. Arrivederci, grazie. Arrivederci.